Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Temporali allagamenti, esondato a Licata il fiume Salso, case evacuate e cittadini sui tetti, frana ad Enna, blackout e strade invase dal fango a Ginostra e a Stromboli. A Catania via Etnea diventa un fiume in piena, l'acqua trascina uno scooter e un uomo che viene salvato da una giovane barista. Sommozzatori in azione a Mister Bianco. Abitanti con il fiato sospeso al villaggio Santa Maria Goretti, la pulizia del torrente Forcile ha evitato il peggio, ma è stato necessario un ulteriore intervento. Per gli esperti il maltempo durerà sino a lunedì. Nuovi video di risse tra ragazzine a Messina. Le forze dell'ordine seguono la pista del fenomeno social, liti messe in scena per diventare virali. Il governo non fa la guerra alla magistratura. A Palermo il ministro per la giustizia Carlo Nordio prova a rasserenare gli animi pur definendo abnorme la sentenza che fa rientrare i migranti dall'Albania. Calcio, domani il Catania a Foggia per continuare a crescere. Il Palermo beffato in extremis dal Modena pareggia con un 2-2. Bentrovati, in primo piano il maltempo che ha flagellato in pratica quasi tutta la Sicilia, frane e strade allagate, la situazione più grave nell'Agrigentino dove a Licata è esondato il fiume Salso, un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco, situazione complessa anche alle Eolie dove molti cittadini sono rimasti bloccati in casa. Per fronteggiare l'emergenza la Regione ha attivato il sistema di protezione civile. Sentiamo Francesco Triolo. Allarme maltempo diffuso in tutta la regione, una delle situazioni più drammatiche nell'Agrigentino dove il fiume Salso è esondato in più punti a Licata per la pioggia caduta copiosa in quell'area. La regione ha attivato il sistema di protezione civile per fronteggiare l'emergenza, inviando sul posto personale di supporto anche da altre province, disposta l'evacuazione di alcune abitazioni. Diverse persone per mettersi in salvo sono salite sui tetti delle auto. Qui l'intervento con l'elicottero dei vigili del fuoco, incontrato a Bugiades per mettere in salvo un uomo che era sul tetto della propria auto rimasta intrappolata, mentre a Licata è stata ritrovata un'altra persona che si temeva fosse dispersa. L'invito ai cittadini è quello di non uscire da casa. La Procura di Agrigento tra il 2016 e il 2019 aveva aperto 2 indagini conoscitive sugli allagamenti causati dall'esondazione del fiume Salso. Vigili del fuoco al lavoro anche a Caltanissetta, Gela, Sommatino e Riesi per allagamenti ed ad Enna per una frana. Il maltempo ha colpito pesantemente anche alle Eolie, soprattutto a Stromboli e Ginostra dove ci sono state 4 persone evacuate. A Ginostra fango e detriti sono entrati all'interno di abitazioni e attività commerciali. Le frane hanno interrotto la linea elettrica, la frazione è raggiungibile solo via mare. A Stromboli una colata di fango e cenere ha interessato il fiume San Bartolo provocando l'ostruzione del ponte. Le acque e il fango sono fuoriusciti dagli argini allagando terreni ed abitazioni ed interrompendo la viabilità. Frane un po' in tutta la Sicilia, il Dipartimento di Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione in tutta l'isola. E Catania è stata interessata da una vera e propria bufera, la città si è allagata in pochi minuti, le strade sono diventate come dei fiumi in piena, in particolare la via Etnea dove un uomo è stato salvato da una giovane barista, era in balia dell'acqua, a intervenire come vi dicevamo una giovane nigeriana. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco anche in provincia. Orazio Longo. La schierita pomeridiana non nasconde i danni di un nubifragio che si è abbattuto con violenza sulla città di Catania. L'immagine simbolo rimane forse il salvataggio in extremis di un uomo in balia dell'acqua dietro al motorino che scivola a valle. Siamo nella centralissima via Etnea. A salvare l'uomo è Angela, una ragazza nigeriana di 28 anni e un bambino di 2 anni e mezzo che non ci ha pensato 2 volte a intervenire. Il sindaco trentino l'ha chiamata per ringraziarla. Abbiamo avuto una bella lezione di solidarietà, ha aggiunto il primo cittadino, intervenendo sui social. L'episodio simbolo di una giornata di passione, acqua alta come a Venezia ma più irruenta, che scorre sopra i marciapiedi, entra nei negozi, allaga i ristoranti con fango e detriti. Qualcuno si difende come può alzando piccole barriere davanti alle porte. Pure l'anfiteatro romano non è risparmiato. Centinaia gli automobilisti rimasti in panne. Un'auto trasportata dall'acqua ha finito la sua corsa sui paletti in metallo che costeggiano la pescheria. Alcuni voli sono stati dirottati a Fontanarossa, mentre l'asfalto in molte strade si è sbriciolato. Qui siamo in via Santa Sofia, dove il secchio che vedete segnala la presenza di una voragine. Poco più avanti un tombino, uno dei tanti saltati per la forza dell'acqua.
Alberi spezzati e rami caduti per il forte vento, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage, cantinati e negozi. Non solo a Catania, a Belpasso una squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della strada statale 121. A Randazzo alcuni pini si sono spezzati, cadendo rovinosamente sulle auto parcheggiate. Diverse le chiamate anche dal Calatino. Insomma, l'ondata di maltempo annunciata dagli esperti e che aveva indotto il sindaco trentino a chiudere scuole, parchi e giardini ha lasciato il segno. E a Santa Maria Goretti la pulizia del torrente Forcile ha evitato il peggio, ma gli abitanti del villaggio sono ancora con il fiato sospeso. Tonino De Mana. Sommozzatori in azione a Mister Bianco per liberare gli automobilisti. Nel villaggio di Santa Maria Goretti, invece, mezzi meccanici all'opera per rimuovere la vegetazione trascinata a valle dalla furia dell'acqua nel torrente Forcile, ripulito in extremis dopo le allarmate segnalazioni degli abitanti ed un nostro servizio TG. Allagamento del villaggio scongiurato per la bonifica del corso d'acqua effettuata poco prima della temuta bomba d'acqua. Fino a metà settimana era questa la situazione, con canne che ostruivano il canale quasi a renderlo invisibile. Ieri l'intervento dei mezzi comunali per liberarlo dagli arbusti. La pioggia caduta abbondante in mattinata ha fatto temere il peggio, lasciando i residenti con il fiato sospeso per almeno 2 ore. Poi la tregua che ha permesso alla protezione civile comunale di intervenire in corso d'opera per eliminare il famoso tappo da tempo segnalato dagli esasperati residenti. Delicate le operazioni anche per la presenza di grossi tubi a ridosso del ponte, oggetto di contestazione da parte degli abitanti. Per fortuna hanno fatto la pulizia, però come dicevo io la scorsa volta, che ho detto anche in Antenna Sicilia, il problema è il ponte, come vedete, perché vengono gli arbusti, creano il tappo e non fanno passare l'acqua. Resta solo la speranza del sabato bagnato del villaggio. Sembra una beffa, ma la pioggia, anche se è arrivata abbondante, non risolve neanche in minima parte la crisi idrica regionale. La Protezione Civile monitora 2 dighe, quella del Fanaco nel Palermitano e l'Ancipa nell'Ennese, dove sono caduti 25 mm di pioggia, ancora insufficienti per la sete d'acqua della Sicilia. Il servizio agrometeo della regione commenta: la fase instabile non è finita, quindi attendiamo fiduciosi nuove piogge. Adesso diamo un'occhiata a quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Secondo gli esperti il maltempo di queste ore persisterà sull'isola, almeno fino a lunedì. Sentiamo Francesco Aloi. Strade trasformate in fiumi in piena, case allagate. La pioggia assente da mesi è arrivata tutta in una volta, dal nord fino alla Sicilia, che adesso è al centro del ciclone mediterraneo. Una circolazione depressionaria che si è isolata sul Mediterraneo centrale ed è in lenta evoluzione a causa dell'azione di blocco esercitata da un vasto campo di alta pressione presente sull'Europa orientale. Durante la notte, in poche ore, tra Agrigentino e Nisseno, sono caduti più di 100 mm di acqua. Tutto però si sta spostando sul versante ionico di Sicilia e Calabria. Al momento sono in atto dei temporali che interessano in particolare il settore ionico della Sicilia. Oggi il tempo si manterrà estremamente incerto. Ma gli esperti lo avevano già previsto. Non a caso oggi tutta la regione è colorata di arancione. Significa preallarme. Per questo è importante limitare gli spostamenti. La situazione è in continuo divenire. Il maltempo dovrebbe durare almeno fino all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani, la fase di maltempo subirà una leggera attenuazione, ma sarà ancora presente un'area di instabilità con precipitazioni più probabili questa volta sul settore occidentale della Sicilia, mentre nella giornata di lunedì ancora forti temporali torneranno a interessare soprattutto il settore ionico dell'isola. Nessun rischio Medicaid comunque, almeno per il momento. È di un morto e 2 feriti il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Tortorici, in provincia di Messina. Una jeep della Forestale con 3 operai a bordo è precipitata da un viadotto, nonostante la strada fosse asciutta. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo precipitando nel vuoto. Gravissimo, come vi abbiamo detto, il bilancio. Uno degli operai ha perso la vita, mentre altri 2 sono feriti.
A Messina sembra diventata una moda, un fenomeno social, quello delle risse tra adolescenti, ed è proprio una delle piste che le indagini delle forze dell'ordine stanno seguendo. Francesco Triolo. È un fenomeno in crescita, un segnale di allarme. Quello delle risse tra giovanissimi a Messina sta diventando preoccupante, tanto che sono serrate le indagini delle forze dell'ordine per risalire alle identità dei giovani coinvolti e soprattutto ai motivi. Che sia un fenomeno sociale, un gioco o qualcos'altro è tutto da chiarire, ma il fatto che avvengano in luoghi pubblici è un aspetto che anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Prefettura, convocato all'indomani della rissa a Villa Dante, ha evidenziato, tanto da potenziare i controlli in tutta la città. Le risse tra adolescenti si stanno moltiplicando ad un ritmo preoccupante, con tanto di video sempre pubblicati sui social network, che poi fanno il giro delle chat di messaggistica soprattutto tra i giovanissimi. E sono diversi i sospetti, non solo tra gli inquirenti ma anche nell'opinione pubblica, che si tratti di sceneggiate. Gli ultimi episodi sono quelli sul tram che transita dal viale San Martino con 2 ragazzine fermate dagli altri passeggeri e poi sulla via La Farina a 2 passi da piazza Caroli, quindi l'ultimo 2 sere fa, in via 1 settembre, a pochi metri da piazza Duomo. Schiaffi, tirate di capelli e scene di violenza che sembrano costruite appositamente per essere pubblicate sui social. I video diventano subito virali e hanno sempre lo stesso schema: ragazzine che inizialmente parlano tranquillamente per poi passare all'azione, e quasi mai i loro coetanei intervengono con decisione per separarle. Anzi, il fatto inquietante è che chi riprende le scene, invece di cercare di fermare le aggressioni, si limita a filmarle. Una nuova moda pericolosa è quello che stanno cercando di capire le forze dell'ordine. Il governo non fa la guerra alla magistratura. Il ministro per la giustizia Carlo Nordio a Palermo prova a rasserenare il clima, pur giudicando abnorme la sentenza che fa rientrare i migranti dall'Albania. Marco Gullà. Dalla sentenza che annulla i provvedimenti per il trasferimento dei migranti in Albania alle tensioni con la magistratura, il ministro per la giustizia Carlo Nordio, oggi a Palermo per partecipare ad un convegno alla Camera di Commercio, affronta i temi di stretta attualità, in primis la sentenza sui migranti in Albania. Non è una polemica contro la magistratura alla quale io in un certo senso mi onoro ancora di appartenere, benché sia in quiescenza, contro un tipo di sentenza che non solo noi non condividiamo, ma che riteniamo addirittura abnorme, perché non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro. C'è una sentenza della CEDU che io ho letto attentamente, tra l'altro in francese, non dice affatto quello che almeno secondo i giornali è riportato essere stato il motivo della sentenza di Roma. È lo Stato che deve decidere. Processo Open Arms. Nordio non è preoccupato dall'assegnazione della scorta EPM. Io sono stato scortato varie volte nella mia vita come pubblico ministero, fa parte di una valutazione del comitato provinciale che si occupa di queste cose e quindi se così hanno deciso così va bene. E sulle tensioni tra governo e magistratura il ministro non apre a polemiche. Da magistrato, ex magistrato, riterrei quasi sacrilego pensare che il governo a cui appartengo dichiari guerra alla magistratura, cosa che peraltro non è e non sarà mai. Brevissima pausa, ci vediamo tra pochissimo, a tra poco. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e gli assessori della sua giunta pagheranno le spese dei funerali e del trasporto della salma di Patrizia Russo, la 53enne che è stata uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone a Solero, in provincia di Alessandria. Il figlio della vittima ieri sera, in occasione di una veglia di preghiera, ha chiesto un sostegno economico. Le eccellenze gastronomiche e vitivinicole siciliane scendono in piazza da Cireale per il secondo weekend di Colori del Gusto. Eva Spampinato. Abbiamo appena aperto Bologna, una cosa molto grande con 20 spazi, 20 regioni, e la più gettonata è la Sicilia, è sempre piena. Parola di Oscar Farinetti, patron di Italy e uno dei più grandi imprenditori del settore del food in Italia, che vede la Sicilia come una terra di grandi opportunità, purtroppo ancora inespresse. Sto puntando sulla Sicilia proprio perché vorrei
creare una dispensa del massimo della Sicilia da portare meglio nel mondo. Farinetti è intervenuto all'incontro organizzato dalla Kermesse I Colori del Gusto ad Acireale per parlare di Made in Italy in compagnia dei 3 cavalieri del lavoro catanesi, Francesco Tornatore, Giovanni Arena, Venerando Faro. Vogliamo fare cultura enogastronomica, quindi le eccellenze siciliane in vetrina, ma anche bisogna parlare di queste eccellenze. Lo facciamo con la provocazione anche di Oscar Farinetti, che ci giudica con la sua esperienza che viene dal nord Italia. Le potenzialità per ora non sono sfruttate. Su 818 prodotti a denominazione di origine delle eccellenze italiane ne ha 67, troppo poche, sotto media. Sul turismo può fare il doppio, il triplo, quindi la Sicilia deve incominciare a sbattersi per trovare il modo di poi tradurre in pratica queste potenzialità. Dal grano al vino all'olio, le eccellenze enogastronomiche siciliane hanno una potenzialità mondiale ancora inesplorata e il valore delle piccole e medie imprese siciliane che ne veicolano la qualità è fondamentale. Un'azienda come la nostra è un'azienda che è molto attenta al territorio, tant'è che parecchi dei nostri assortimenti, la maggior parte sono di produzioni siciliane. Acireale ha voluto organizzare questo ciclo di eventi composto sia da convegni, quindi da cultura enogastronomica, ma anche da tante degustazioni, e al centro chiaramente i prodotti della nostra Sicilia, i prodotti di qualità. I Colori del Gusto proseguirà ad Acireale il prossimo weekend 26 e 27 ottobre. Il cambio programma è dovuto al maltempo. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Restate con noi. Eccoci al calcio, occasione persa per il Palermo che al Braglia contro il Modena ha pareggiato con un 2-2, grande rammarico per i rosanero che si erano ritrovati in vantaggio per 2-0, nella ripresa è arrivato il consueto blackout, il Modena ha trovato la rete della speranza e poi nel finale anche quella del pareggio. E domani il Catania Foggia, Toscano in conferenza stampa ha invitato i suoi a proseguire sulla strada che ha portato agli ultimi 3 successi consecutivi. Marco Carli. A Foggia per continuare a crescere e insistere nel processo che fa già comprendere un miglioramento dietro l'altro quello che può essere il Catania di questa stagione. Una stagione per ora evidenziata dai numeri, con i rossazzurri in alto in classifica nonostante un punto di penalizzazione e reduci da 3 vittorie consecutive. 3 come il numero di partite in cui Ezio Capuano è seduto sulla panchina dei rossoneri, per lui una vittoria, un pari e una sconfitta, ma anche in questo caso è già ammirabile la crescita dei pugliesi. Ecco perché la sfida, già ostica per tradizione, va presa con le pinze in una giornata che sarà caratterizzata dal lutto per la morte dei 3 tifosi foggiani. Innanzitutto mi sembra doveroso rivolgere un pensiero alle vittime di questa incredibile tragedia e alle famiglie. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo, su quello che dovremo fare domani in questa partita, in questa trasferta difficile come quella di Foggia. Non ci saranno supporter etnei provenienti dalla Sicilia. Toscano, che non recupera ancora De Rose, va verso la conferma per intero o quasi della squadra vista con l'Altamura, con la consueta rotazione nella batteria dei trequartisti. La cosa che mi piace di più, oltre al campo, è quello che ho avvertito anche questa settimana, è la bella atmosfera che si respira, l'alchimia che si respira, che si è creata. Foggia Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live con collegamenti dallo Zaccheria e commenti da studio, al termine le interviste in anteprima ai protagonisti. Grande successo all'esordio in campionato per la Meta Catania di calcio a 5. I campioni d'Italia hanno sconfitto Treviso. Marco Carli. Buona la prima per i campioni d'Italia della Meta Catania che con lo scudetto sul petto esordiscono con una vittoria in campionato. L'avversario, la Came Treviso, è ostico come da previsione. I rossazzurri davanti al pubblico del Pala Catania vanno a segno per primi con Podda, ma i veneti riescono subito a pareggiare. Prima dell'intervallo sono nuovamente i catanesi ad allungare con Pulvirenti che approfitta di un errore degli avversari e a portarsi pure sul 3-1 con la rete di Bocao. Nella ripresa la Came Dosson riapre l'incontro ma la rete decisiva e anche bellissima di Arillo, oltre alle parate di Tornatore, a consegnare alla squadra di casa il 4-2 finale. Segnare qua, io non ho mai giocato qua questo anno, perché per 2 volte mi sono fatto male, poi ho cambiato due volte club e non sono mai riuscito a giocare qua nemmeno contro il Catania.
Per la prima volta ho giocato qua e sono molto contento perché al di là del gol ma abbiamo vinto. E adesso fari puntati sulla Champions League della prossima settimana, 3 giorni di fuoco dal 23 al 26 ottobre, ancora al Palacatania per ammirare il calcio a 5 più bello d'Europa. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.